in bici o a piedi. A Quarto d'Altino è stato inaugurato alla presenza del governatore Zaia il nuovo tratto di pista ciclabile lungo il Sile, che collega l'area umida di San Michele Vecchio al sistema ciclabile della Greenway, che da Treviso arriva a Jesolo. Un intervento che attendeva da 3 anni, con polemiche a seguito. Il nuovo tratto è lungo circa 3 km ed è stato realizzato grazie al Parco del Sile. Il Veneto sta dando vita al suo cammino di Santiago, ha esordito il governatore, anticipando un'altra notizia interessante. Navigatore per i percorsi pedonali, per i sentieri, e stiamo lavorando su questo progetto. Le dirò che non è facile perché in montagna e in collina dove non arriva il segnale rischi di perderti. Quindi stiamo risolvendo anche questo aspetto, ma alla fine noi vorremmo avere il nostro navigatore per tutti coloro che fanno escursioni in maniera tale che possano anche orientarsi meglio e soprattutto con questa navigazione anche avere indicazioni sui punti d'eccellenza di osservazione. Rappresenta per Quarto d'Altino proprio un cambio di tendenza, nel senso che noi eravamo l'unico comune di quelli che fanno parte dell'ente parco del fiume Sile a non avere il collegamento con ciclo pedonale con la Greenway, cioè quel percorso verde. Quindi mi aspetto che effettivamente la cittadinanza possa sfruttare questa importante opera ai fini proprio di una maggiore convivialità e partecipazione proprio alla vita del paese.